discorsi molto diversi, dicevamo già prima, la nominazione che porta a dare un nome a una via di montagna o a un rifugio, un argomento totalmente diverso, non può essere affrontato come affronterei l'analisi di un toponimo che indica un bosco o un fiume. Sono cose diverse. La stessa cosa per le vie e le piazze delle città, sono tipi di toponomastica completamente diversi, non rispondono agli stessi requisiti, anche perché le vie di montagna e i rifugi rispondono a una vita molto moderna di dare il nome di quello che ha aperto la via, quello che quella persona che si vuole ricordare facendogli un rifugio. Per le vie e piazze di città si mettono i nomi di persone che non hanno nessun rapporto col luogo, mentre la toponomastica, chiamiamola così, vera e propria, il nome ha per forza un rapporto con il luogo che viene nominato, e quella nominazione è quella che chiamiamo la motivazione. Tenete anche conto che quando noi parliamo di nominazione non è detto che ci sia per forza un solo nome per lo stesso luogo. Se io andassi a cercare questo, per esempio, mi troverei nel comune di Chamois questa cascata che tutti chiamano Peson, per chi è andato a Chamois salendo lungo il sentiero si troverebbe sulla destra questa cascata e viene chiamata l'Aupeson, che semplicemente vuol dire cascata. Però va bene per quelli che vengono da sotto. Per quelli che vengono da sopra lo stesso torrente ha un altro nome, e sopra lo chiamano l'Autoron di Moulins, il torrente dei mulini, perché semplicemente sopra c'è un po' più su c'è un mulino. E non vale per tutta la parte del torrente, perché la parte appena qua sopra, quella dove si forma una specie di strettoia, viene chiamata in un'altra maniera, che è la Veseli, che è un altro nome che indica una specie di canale. In altri patois, in altri comuni ci può essere qualcosa tipo lo Besan e lo Besin, che dovrebbe indicare appunto un canale d'acqua. Quindi appunto tenere conto che quando si parla di motivazione bisogna anche pensare a quando è stato dato questo nome, da dove è stato dato questo nome. Vediamo un po' se trovo. Per esempio, e qui ho bisogno di chi conosce un po' il posto, se hanno idea di quale sia questo posto che si chiama Pradelais, perché io nella mia lista di toponimi delle enquête toponimique del Bureau dell'Ethnologie e della Linguistique di Aosta non l'ho trovato. Questa è un'inchiesta che è stata fatta anni fa, dove si è andati a chiedere praticamente per ogni prato che nome aveva. E io non l'ho trovato qua. Qualcuno ha un'idea? Ci ha sentito parlare di Pradelais appena al di là dell'imbocco del tunnel? Lei potrebbe essere di là. Sì, immagino. Però ecco, non l'avevo trovato qua. E appunto quando si immagina come dare il nome a un nome, ci si deve anche immaginare da dove viene dato questo nome. E ci sono vari casi. Può essere il Damon, sopra, può essere il Desot, il di sotto, può essere il Delé, appunto di là, può essere il Outre, che vuol sempre dire là. Ci sono certi toponimi che hanno questa composizione, questa forma, per cui si capisce anche da dove il nome è stato in qualche modo dato. È ovvio che se quel posto si chiama Pradelais, qualcuno era dall'altra parte. Occhio per chi frequenta la Bassa Valle, non so se qualcuno ha parenti a Gabi o è di Gabi. No. Allora, vi dico un segreto, una differenza di cui dovete assolutamente tenere conto,
è che per noi, almeno della media alta valle, deso vuol dire sotto, a Gabi deso con una piccola R pronunciata che a volte non si sente vuol dire sopra, e questo può creare dei piccoli problemi.